amici, ben ritrovati, puntata speciale, super specialissima di Eventi del Territorio. Siamo a Zero Branco, la prima sagra che ha 3 sagre di qualità in Veneto. Un evento eccezionale. Presidente di Zero Branco, Andrea, Luca il volontario e Antonello il vicepresidente. Partiamo con il presidente, ben ritrovato Andrea, è un piacere essere qui. Raccontaci un attimino questa 28ª mostra dell'aspargo di Vado RGP. Buonasera a tutti, il nostro presentatore ha sbagliato, non siamo la prima sagra nel Veneto ma in Italia con 3 marchi di qualità. Il primo weekend è passato alla grande, siamo partiti col secondo weekend, vi aspettiamo numerosi perché qua c'è solo qualità. I nostri collaboratori daranno il meglio di loro, venite a trovarci. È vero, perché dietro a ogni buona sagra ci sono anche tanti volontari. I volontari sono qui a titolo totalmente gratuito, sono qui a spendersi per il territorio, sono qui proprio a metterci l'anima alla faccia, sono veramente i promotori di questa sagra. Senza di loro non ci sarebbe questa sagra, non ci sarebbe questa e non ci sarebbero le altre 2. Piatti tipici, sagra della manifestazione, festa dell'asparago, pasticcio all'asparago, praticamente tutto a base di asparago, il GP di Vado R. Il nostro asparago è certificato dal campo alla tavola, quindi il nostro consumatore deve stare tranquillo, viene qua, mangia e mangia bene. Con tanti gruppi e tanti giovani, soprattutto tanti giovani. Io proprio collaboro col gruppo di giovani e quindi proprio di tenera età, del fine delle scuole elementari e scuole medie. Quindi sono tanti e saranno le nuove leve che porteranno avanti questa tradizione. Ai nostri microfoni 2 giovanissime volontarie, Aurora e Alessia. Aurora, cosa ti ha spinto a provare l'esperienza del volontariato, a avvicinarti alla Proloco? Allora, perché volevo provare questa nuova esperienza e volevo conoscere soprattutto nuove persone e da qui sono nate nuove amicizie a cui ho legato molto. La stessa domanda la facciamo ad Alessia. Per aiutare questa cittadina mi ha spinto a comunque conoscere nuove persone e amicizie che si sono prolungate e mi diverto molto, mi piace aiutare. Alessia, tu sei meno emozionata di Aurora che vediamo qui emozionatissima. Invita tutti i tuoi amici a venire a fare un'esperienza da volontario qui alla Proloco. Venite! Venite perché è un bellissimo posto. Esatto, bella esperienza. E esattamente. Ci divertiamo molto. E ti divertirai un sacchissimo. Secondo me dovete provare questa nuova esperienza. Noi siamo quelli che fanno tante sagre, facciamo tante feste, quindi vi aspettiamo soprattutto alla sagra maestosa del Re Peperone che sarà dal 29 agosto al 7 settembre e avremo chiaramente sarà solo sagra di qualità perché noi abbiamo solo sagra di qualità. Quindi avete capito bene, qui a Zero Branco si mangia e si beve solo di qualità, prima sagra in Italia ad avere 3 sagre certificate di qualità dalla Proloco Umbria Italia, quindi vi aspettiamo qui a Zero Branco per finire il weekend qui alla festa dell'asparago, ma da agosto alla festa del peperone, quindi buona arrivederci a tutti e ci vediamo prossimamente. Grazie mille Andrea, grazie mille Antonella, grazie mille a tutti i volontari che come sempre danno il massimo per offrirvi il meglio.